L'amore per il Canada nasce già da quando ero molto piccolo, perché sentivo parlare da mio padre e da mia mamma di mio zio che aveva il figlio che era avvocato e che aveva 20 case, aveva acquistato e che stavano bene. Noi non avevamo niente qui in Italia, siamo famiglie contadini. Io non ho mai avuto la mia bicicletta o la mia moto, non ho mai avuto niente. Allora questo desiderio di andarmene era quando avevo 9-10 anni, che sognavo di andare via da qui. E come crescevo c'era questa forte voglia di andare e l'Italia mi piaceva sempre meno, proprio non volevo restare qui. Ho dovuto aspettare finché avevo quasi 18 anni, poi sono andato. Non mi piaceva il sistema e alle volte mi meraviglio anch'io oggi come mai che un bambino così giovane aveva capito che questo sistema non lavora. E oggi, dopo 47 anni che sono qui, che investo in Italia, mi rendo conto, non ha cambiato niente, anzi ha peggiorato, molto peggiorato. Il nostro paese, abbiamo il più bel paese del mondo, il nostro clima, l'arte, il cibo, la cultura nostra, che tutto il mondo vorrebbe. Siamo 60 milioni di italiani, ma il resto del mondo vorrebbe essere italiano. E io ho capito questo molto giovane, quando sono arrivato in Canada e gli dicevo che ero italiano, gli occhi si aprivano. La gente ama gli italiani e ama la nostra storia, quello che siamo, specialmente noi veneti, che siamo grandi lavoratori, persone oneste, persone che abbassano la testa e fanno quello che devono fare. Quando abbiamo deciso di investire qui, ho parlato anche con i miei figli, non è stato facile. Noi avevamo liquidità, ho detto dove investiamo per il futuro? Per il futuro delle nostre famiglie, dei miei nipotini, dei miei figli. E il posto più bello è l'Italia, se vuoi comprare terreni, è di investire in Italia. Se guardiamo il sistema politico, oggi non avrei investito una lira in Italia, però se guardiamo fra 50 anni o 30 anni da oggi, l'Italia non sarà più l'Italia degli italiani, non sarà più l'Italia di questi furbetti, sarà un'Italia multiculturale con una grande influenza anglosassone e anche dell'Ovest e dell'Oriente. Sarà un'Italia più bella. Gli italiani saranno cambiati un po', però sarà un paese favoloso e per questo abbiamo investito qui, per il futuro, nei prossimi 50 anni. Io penso che i miei nipotini guarderanno indietro e diranno mio nonno era un genio, perché ha avuto la veduta di investire a lungo termine. Perché per le famiglie importanti, se vuoi avere continuità, devi investire e guardare avanti, devi guardare avanti. L'ho fatto con passione e l'ho fatto sempre dicendo che dall'inizio non mi interessava se avessi fatto guadagno o no, perché il nostro guadagno sarà fra 50 anni, nel futuro, quando la gente vorrà acquistare un piccolo pezzettino del nostro paese e sarà, è impossibile avere tutto il mondo che compri qui in Italia, sicché quelli che hanno proprietà in Italia saranno ricchi signori. Sono partito perché qui in Italia facevo il saldatore, ho iniziato a saldare, mio papà mi ha comprato la prima saldatrice quando avevo 12 anni e mezzo. Quando sono arrivato in Canada, quel giorno che sono partito dall'Italia era il più bel giorno della mia vita. Ci sono 3 giorni che penso, quel giorno che è nato il mio primo figlio, quel giorno che mi sono sposato e quel giorno che sono partito dall'Italia, e penso il più bel giorno di tutti è quel giorno che sono partito. Avevo un'emozione, volevo andarmene da qui e fare qualcosa, volevo essere in controllo di me stesso, volevo iniziare la mia vita su un paese che avevo l'opportunità di farlo. Quando sono arrivato lì, subito ho capito velocemente che se uno voleva fare successo, la costruzione era la strada giusta.
E da là questo grande desiderio di fare, continuare di alzare la barra, no? Il livello, che da piccolo era importante di imparare a fare una scala rotonda. Un bravo carpentiere sa fare la scala rotonda o sa costruire un tetto difficile. Poi era importante fare una bella villa, poi le ville non valevano niente, era importante fare un palazzo, no, 5-6 piani, quello è bello fare. Poi arrivi a quello e dici, ma no, bisogna fare i grattacieli sono più importanti, no? Sicché è sempre stata una sfida con me stesso, di spingere sempre più alto, sempre più alto. Avevo 19 anni, io vendevo le case. Ho detto, ma come faceva la gente a comprare le case da me che avevo 19 anni? Io ho iniziato in proprio 19 anni. Ma ero talmente convinto in me stesso che io ci potevo darci il meglio e convinto del nostro prodotto italiano che potevo convincere anche il diavolo. Tante volte dico se il Veneto fosse solo, si potrebbe essere una delle province o delle zone più ricche del mondo, perché tutti gli imprenditori più grandi nel mondo, costruttori, sono tutti trevisani. Veniamo tutti fuori da queste aziende italiane. Noi siamo quelli che promuovono il Made in Italy. Io mi sono sempre vestito con vestiti italiani, scarpe italiane, cibo italiano, e siamo stati noi a promuovere, però l'Italia si è dimenticata di noi. Io spero che dopo questo problema che abbiamo avuto col coronavirus, spero che l'Italia e le regioni si rendano conto veramente da che parte siamo. Non siamo parte dell'Italia e non siamo parte dell'Europa. Un contadino, un figlio che nasce in famiglie contadine, rimarrà sempre contadino in cuore. Sarà sempre una persona semplice, una persona umile, con grande rispetto per tutto, perché quando non si ha tanto bisogna amare tutto, anche il poco che abbiamo. Io sono fanatico per tenere pulito, organizzare, rispettare la natura. Forse questo viene da mia nonna che diceva sempre al sabato sera bisognava scopare tutto il cortile perché si diceva noi siamo poveri ma siamo netti, in dialetto, no? Il stile della cantina è stato molto facile, perché sono innamorato del Montello, quelle onde che vanno su e giù, sì che ho copiato una delle mie proprietà, tenuta Ava, e veramente va su e giù come questa qui. Non volevo vederla dalla strada, la voglio vedere immersa in mezzo ai vigneti, rispetto per la natura, rispetto per la gente attorno a me, perché si immagini se io mettevo qui una scatola quadrata fuori terra, non vedevano neanche più la vazia, vedevano il Montello, insomma, su queste le cose bisogna farle belle, preferire farle meno, ma farle belle, che siano belle nel tempo, che fra 50 anni siano ancora belle. Si fa sempre tempo a fare le cose male e non ci vuole tanto, un po' di fantasia e un po' di amore, di passione, e si può fare tutto quello che si vuole.